Allora, ritorniamo a noi. Volevo passarle un attimo la parola perché lei aveva detto che aveva fatto uno studio, che c'era già qualcuno che aveva detto quello che sarebbe successo inascoltato, no? Allora, l'economista Ti raccontavo americano fuori Jeremy onda. Rifkin nel 95 scrisse un libro, si chiama La fine del lavoro, e aveva ampiamente previsto tutto quello che sarebbe accaduto in America, ma soprattutto in Europa. E In quindi Italia, perché l'Europa in realtà sta già, abbiamo dati che si sta già riprendendo. l'Europa, anche in Italia, perché ha fatto proprio dei capitoli dedicati al nostro paese, e quindi questi fatti erano già ampiamente annunciati. Fatto sta che nessuno non ha saputo né leggerli né ha voluto leggerli, perché Rifkin è venuto nel Veneto a tenere delle conferenze Certo. 4-5 anni fa, 6 anni fa. Lei si ricorda? L'abbiamo portato anche al nostro Ah! congresso della CISL Cos'è che- nazionale. dai, cos'è che perché diceva? diciamo che in America di quel periodo là era l'eretico dell'economia, nel senso che buttava per aria Tutto il sistema. tutto il sistema. Però era un pensiero avanzato che poi si è realizzato in maniera inequivocabile, insomma. So che siamo vicini alla chiusura. Sì, infatti adesso facciamo l'ultimo Io vorrei giro. concludere con una riflessione e una citazione. La riflessione è che qui stasera abbiamo dimostrato che tutti vogliamo la stessa cosa. No, ma infatti qua abbiamo Nessuno sindacati, escluso. imprenditori, lavoratori, quindi a sto dobbiamo punto- fare da soli o, signori della politica, volete scientemente e coscientemente darci una mano? Una citazione. Che epoca terribile, quella in cui degli idioti governano dei ciechi. William Shakespeare. Bellissima sta citazione, Io- sembra l'uomo io- delle caverne che non vede la luce. Io credo che oltre a dire noi cosa devono fare gli altri, dobbiamo anche fare noi quello che dovremmo meglio sviluppare. Io ho parlato di innovazione, parlo a questo proposito di innovazione sociale. Abbiamo fatto, era anche perché con lui dopo continuerò, abbiamo fatto innovazione sociale in Veneto, facendo finanza per le PMI, costruita con un fondo pensione che si chiama Solidarietà Veneto, Veneto. Lo abbiamo voluto fare in Veneto per i veneti, perché laddove si produce un valore deve essere anche a beneficio della comunità che c'è. I talenti. È una qualità che il Veneto ha, è quella di essere comunità, di essere società, di essere appunto, di favorire un'economia sociale che è stata alla base del nostro Veneto. Noi dovremmo continuare così, sapendo essere solidali per non lasciare nessuno da solo, tantomeno gli amici di Ditec, che credo che in qualche maniera devono trovare nel sindacato e nella politica un sostegno forte per superarla questa crisi. E questo è un augurio, ma anche un impegno che per quello che sarà possibile nelle nostre stanze venite che vi diamo una mano. Naturalmente poi, perché adesso giustamente sono venuti loro, sono stati anche encomiabili che si sono proprio mossi, però rappresentano tantissimi lavoratori, abbiamo visto anche tanti messaggi che stanno arrivando sconfortanti, oppure alcuni che inneggiano un po' a prendere delle posizioni anche decise, rivoluzionarie tra l'altro. Voi che soluzioni ravvedete? Che cosa secondo voi si potrebbe Io fare? auspico un futuro, tanto bisogna che tutti lavorino insieme, coesi nello stesso progetto. Bravo. E non c'è né destra né sinistra. Io ho lavorato così da 22 mesi, sono riuscito a fare un percorso eccezionale, ho portato tutti al mio tavolo, per carità, sono entrato anch'io nel stesso buco, come si dice, però ancora se ne parla e questo sono contento. E quindi anche io da fuori, perché adesso sono fuori dal mondo del lavoro, però continuerò la mia piccola battaglia perché si parli veramente di questa piaga della nostra società italiana, la delocalizzazione, che produce moria di posti di lavoro e distruzione di un certo know-how nazionale che abbiamo, perché questi qua, siamo sinceri, vengono a comprare i nostri brevetti, se li portano via, li producono in un altro paese, noi bruciamo tutta questa storia industriale che abbiamo creato, come la Ditec, che da 35 anni inventore delle porte automatiche, perché bisogna dirla che la Ditec, che prima si chiamava porte automatiche, è stata l'inventore qua nel Veneto, la prima e anche in Italia, delle porte automatiche. Noi facciamo anche porte ospedaliere, tutto quello. Questo è un peccato, la nostra lotta era basata su questo, tenere il sito, non siamo riusciti perché la legge non aiuta nemmeno su queste piccole difficoltà. Avete già dei propositi di fare qualcosa? Cioè, io cercherò di proposte portare in Parlamento italiano, ho chiesto a uno o più partiti che mi facciano da portavoce e spero entro fine anno di andarci. C'è l'onorevole Simonetta Rubinato che ha fatto una proposta di legge e io la porterò in Parlamento e come testimone lavoratore. Che finalmente se ne parli. Che bisogna vedo alzare la tutti i voce, a un giorni certo che di punto. questo non se ne parla proprio.
Ecco, questa comunque ripeto, facendo squadra, come ho visto io nel mio piccolo, si ottiene qualcosa. Restando da soli, isolati, non si Restando da ottiene soli si muore. Ecco, Ma consigliere. condivido l'analisi sulla centralità della persona, noi abbiamo perso di vista la persona. Per assurdo noi stiamo discutendo, abbiamo parlato tutti quanti di crescita e stiamo discutendo a Roma la legge di stabilità. E quindi non è che coincida molto la crescita con una legge che si chiama stabilità. Quindi io mi auguro solo che tra le misure ci sia il tentativo di creare veramente la fiducia che ormai è al limite della sopportazione con il cittadino, creando nei confronti del cittadino e dell'impresa che ci sia la possibilità di tagliare qualcosa di imposizione fiscale affinché si Per possa garantire la ricostruire, tranquillità sociale anche, ma no? si possa Perché costruire anche di nuovo un rapporto di fiducia che possa portare alla crescita, perché così il cittadino può fidarsi, perché altrimenti il livello di sopportazione, io non sono mai disfattista, però il livello di sopportazione raggiunge livelli elevati. Assolutamente. Cosa dice lei, Presidente? Io sono d'accordo con i miei colleghi, con quello che avete detto prima. Credo che da soli non si va a nessuna parte, quindi dobbiamo remare come in una barca che deve arrivare al porto, tutti per la stessa direzione, noi imprenditori, i lavoratori, le associazioni, il sindacato, ma soprattutto le istituzioni e la politica. Noi abbiamo il compito di fare il nostro meglio e di fare rete, soprattutto di essere grandi, di essere numerosi, perché solo se si è in tanti si viene ascoltato a certi livelli a Roma. Noi come Associazione Non Liberi l'abbiamo fatta, abbiamo aderito a Confapri dialoga con tutti i partiti, può portare le istanze dei lavoratori, può portare le istanze dei datori di lavoro, così come del mondo dell'imprenditoria. Quindi solo essendo in tanti, facendo massa critica e proponendo, facendosi anche promotori delle realtà, delle istituzioni dove si vede, delle necessità, si può arrivare a qualcosa. Quindi dobbiamo continuare a credere che l'Italia sia una fucina di persone per bene, che sia una nazione dove nascono illustre persone e che continui a mantenere questa linearità e questa a me ha colpito un messaggio che è passato, che era scritto, si vede da uno straniero, chiedo quindi a lei, che diceva, vabbè, che riprendeva anche altre cose che sono andate in passato, ma perché voi italiani non andate in piazza a farvi sentire? Cioè, gli stranieri forse ce l'hanno molto più facile questo scatenamento, cioè, poi vediamo quello che sta succedendo perché in questi giorni. Perché non siamo un paese rivoluzionario, la rivoluzione non l'abbiamo mai fatta. Ecco, noi siamo un paese un po' che cerchiamo di andare dove crediamo che si vinca, in realtà dopo perdiamo sempre. Il concetto forse è un altro. Abbiamo delegato tutto alla politica. Sperando che ci risolva i problemi. E abbiamo aspettato che la politica risolvesse le problematiche del paese. Oggi quelle deleghe, è arrivato il momento, purtroppo necessario, dobbiamo ritirare queste deleghe e utilizzarle in maniera diversa. Questo credo sia l'unico monito possibile. Certo. Va bene, concordo. Noi della CISL spesso ci siamo fatti Stato, tant'è che qualche volta siamo anche stati criticati per questo, ma quando c'è carenza bisogna essere sussidiari, cioè bisogna intervenire, bisogna essere capaci di promuovere il bene della società. Credo che questo sia un traguardo che possiamo perseguire se appunto con onestà intellettuale ci applichiamo quotidianamente. Detto questo, noi dobbiamo chiudere il nostro capitolo, quindi ringraziamo i nostri ospiti in studio che hanno partecipato, ringraziamo anche i nostri ospiti che ci hanno raggiunto, facciamo un in bocca al lupo per i risultati, ci terranno aggiornati, spero naturalmente. Vi ringrazio tutti quanti loro che abbiamo partecipato e abbiamo detto anche questa Grazie volta. a voi di essere intervenuti. Avete stimolato in modo importante. Faremo parlare ancora di Ditec, anche se Ditec ormai non esiste più. Si chiama Entreati. Darete forse forza e coraggio a quelli che non parlano, magari di farsi avanti. Il mio messaggio è questo. Tenere la fiammella accesa. La faccia. Dobbiamo mettere la faccia. Esatto. Il mio messaggio avere è coraggio questo. di muoversi, bravissimo. Non abbattersi mai in qualsiasi situazione, perché la vita può darci momenti tristi e momenti felici. Bravissimo. Ma nel momento triste deve essere reattivo. E con questo chiudiamo, ma un monito anche a voi che ci state ascoltare a casa, come sempre. Alzate anche voi la voce, se non altro telefonate, partecipate, mandate i vostri messaggi, date un segnale, oppure avete visto c'è la possibilità di alzarsi veramente fisicamente per far capire che si vuole far cambiare qualche cosa ed è possibile magari ottenere dei risultati. Grazie ancora, buonanotte, ci vediamo domani in diretta.